Buongiorno allora anche da parte mia, ringrazio l'Ordine per l'invito ad essere qui oggi tra voi. In realtà cercherò di fare delle riflessioni e un po' spiegare qual è il nostro ruolo all'interno di questo progetto. Noi siamo stati, come Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova, con me, oltre a me c'è la collega Simonelli e il collega Pieno. Siamo stati coinvolti dall'USL 7, quindi da una delle USL dove è attiva la sperimentazione, per fare insieme delle riflessioni su come, se era possibile in qualche modo potenziare l'aspetto valutativo della sperimentazione e quindi cercando di ottimizzare e valorizzare i dati che già si raccoglievano ed eventualmente aggiungere qualcosa. Siamo stati coinvolti in corso d'opera, la sperimentazione era già partita, era già stata pensata e già con delle azioni in campo, per cui a lavori in corso abbiamo cercato di introdurre degli altri accorgimenti che tra un attimo spiegherò. Devo dire anche che colgo un po' l'occasione per spero introdurre anche qualche elemento che aiuti alla discussione in quella che è un po' anche la definizione di questa nuova figura professionale questo nuovo ruolo professionale alla quale stiamo lavorando. E devo dire che sono stato particolarmente, naturalmente come università siamo particolarmente interessati quando finalmente si delineano nuovi modi di pensare alla figura dello psicologo, di usare la figura dello psicologo, che vada oltre il ruolo tradizionale della psicoterapia. E quindi sono rimasto anche particolarmente colpito e contento della presentazione che ha fatto il Presidente questa mattina, di questa sua visione sulla salute mentale, quindi su quale salute e quale psicologo, una visione che condivido pienamente e che magari poi più avanti avrò modo anche di accennare qualcosa. Come vi dicevo, noi siamo stati coinvolti dal punto di vista della valutazione e quindi volevo partire da questo aspetto, da questa definizione di valutazione, perché ci consente di sottolineare anche qual è il problema dal nostro punto di vista quando ci siamo infilati in questo tipo di situazione, cioè cercare di capire in che modo le attività, le caratteristiche, ma i risultati di un programma e quindi cercare di capire chi può essere interessato, di che dati abbiamo bisogno per fare la valutazione, dati che interessano chi saranno gli utilizzatori di questo tipo di risultati. Allora, pensando in termini di politici, pensando in termini di utenti, di professionisti che sono implicati in questi programmi, abbiamo cercato di capire anche rispetto a quella che è, e abbiamo visto già dai dati che sono stati presentati, i principali problemi che porta l'utenza, ma soprattutto chi sono i principali utilizzatori di questo tipo di dati, di utilizzare uno strumento che tenesse conto anche in qualche modo della valutazione che l'utente fa rispetto a quello che è il proprio benessere, la propria salute. L'altro problema che abbiamo cercato di affrontare e che ci ha ispirato poi di fatto nella scelta che abbiamo fatto era che fosse una valutazione in qualche modo fattibile e quindi che sposasse questo criterio, che non creasse un grosso intoppo in quelle che sono le attività che vengono realizzate con gli utenti, ma che tutto sommato si riducesse a uno strumento abbastanza facilmente praticabile, oltre naturalmente ad essere pertinente ed appropriata rispetto agli aspetti che si vanno a indagare. Sorvolo l'accuratezza metodologica perché la do un po' per scontata, però teniamo presente che se andiamo a una discussione con politici o con tecnici o con persone di questo tipo, l'accuratezza metodologica circa i propri dati è
un criterio che fa spesso la differenza. Una cosa che io sottolineo sempre che riguarda altre cose che hanno a che fare con la valutazione: perché è importante dotarsi di un apparato valutativo importante? Perché aiuta a creare un linguaggio comune. A me sembra che anche oggi si è parlato in molti modi, ma a volte, come dire, la mia impressione è che si usino gli stessi termini utilizzando però significati diversi, e invece quando si passa poi dal punto di vista valutativo si è costretti in qualche modo a definire bene le cose di cui si parla e quindi a favorire la condivisione, anche io dico il rispetto reciproco poi quando ci si parla. E soprattutto l'ultimo aspetto importante: se misuri in qualche modo puoi migliorare, ma se non hai una cosa di questo tipo si resta solamente sulle impressioni individuali, e portare avanti un dibattito sulle impressioni individuali è un po' come discutere al bar se è più forte il Milan o se è più forte l'Inter. Ecco, ultima cosa così introduttiva: io ho pensato a questa attività come si affronta in genere la valutazione di un programma in generale. Ecco, io mi occupo di una disciplina all'università che si chiama psicologia di comunità. Quando dico psicologia di comunità, tutti pensano, gran parte delle persone pensano che sia una questione che riguarda le comunità terapeutiche o strutture di questo tipo. Ho speso gran parte della mia vita accademica invece a spiegare alle persone che non è così. Basterebbe sostituire comunità con territorio, ecco, e forse avremmo fatto un'operazione che aiuta a capire meglio qual è la questione. Allora, chi lavora con un'ottica di comunità di fatto lavora quasi sempre per programmi, per questo negli anni mi sono interessato a programmi. E qui vedete alle mie spalle un programma che è una cosa che si può attanagliare, che si può abbastanza, come dire, sovrapporre a quello che è la sperimentazione del programma di cui stiamo parlando. Sperimentazione di un programma che ha a che fare allora con questi tre aspetti principali. C'è il problema della mission, c'è il problema delle attività che vengono messe in atto e dell'impatto finale. Allora, a me sembra che rispetto alla mission è interessante quella che ha presentato il presidente dell'ordine degli psicologi, però non so se sia effettivamente quella che è condivisa dalle persone che ci lavorano, o per esempio se è la stessa che corrisponde e che troviamo in qualche modo esplicitata anche nella legge regionale che è a monte. Però in qualche modo la mission ha a che fare con questo aspetto di principi, di valori, di idea di salute che sta a monte, e dall'altra parte anche però dei bisogni della popolazione. Questo ci porta a identificare degli obiettivi e poi le attività. Le attività sono chiaramente implicate alle risorse di cui si dispongono, allora pensare di mettere in atto molte attività con poche risorse è un po' difficile, però in qualche modo sappiamo che anche questo è una cosa interessante dal punto di vista della valutazione. E poi i risultati che qui abbiamo definito come impatto, ma che possiamo valutare in diversi step anche qui a seconda di come vogliamo orientarci. Allora, a me sembra, da questo punto di vista voglio tentare di contribuire un po' alla discussione che si sta portando avanti, che una questione importante oggi su cui si sta discutendo ha a che fare con la popolazione, l'utenza, che ha a che fare con lo psicologo di base o lo psicologo del territorio, come vogliamo chiamarlo. Allora a me sembra che se ci orientiamo più sull'analogia psicologo di base, medico di base, che è un po', mi sembra, l'analoga a quella dell'ultima esperienza che abbiamo visto, abbiamo in mente un certo tipo di utenza che è quella dello psicologo, del medico di base. Se invece a me viene a pensare, pensiamo allo psicologo del territorio, allora mi sembra che l'utenza dovrebbe corrispondere a un territorio anche dal punto di vista geografico. Sembrano, come dire, delle differenze di nessuna importanza, ma a me invece sembra che rimandino anche a due modi diversi e a due cose da tenere presente, due modi di guardare agli utenti e da cui derivano dei modelli poi di lavoro diversi. Da una parte abbiamo
un modello, scusate che non vedo, eccola qui. Abbiamo questo tipo di modello, ed è quello che abbiamo un po' sentito, abbiamo una serie di utenti e noi siamo le persone che danno una serie di risposte a questo tipo di utenti. Allora misuro i risultati in termini di salute individuale, profili di salute, caratteri e cose di questo tipo. Però è la persona su cui io vado a valutare i miei risultati. Se il mio utente, se l'oggetto del mio lavoro è il territorio, e questa è una mappa di un territorio che corrisponde in questo caso al comune di Padova e tutte le sue suddivisioni interne, ma può essere un qualsiasi territorio, allora anche i miei risultati li guardo nel profilo di salute di quel territorio. In questo caso l'USL 4 dell'Alto Vicentino riguarda la salute dei giovani eccetera, però sostanzialmente poi io faccio le verifiche su una cosa di questo tipo. Allora questo vuol dire che dal punto di vista valutativo e dal punto di vista del mio modo di lavorare, avere in mente un certo tipo di utenza, che significa psicologo di base, o un altro tipo di utenza che è psicologo del territorio, a me sembra che significhi lavorare in modo diverso e forse avere anche delle competenze diverse, e forse questa è una cosa che dovrebbe essere chiarita. E poi c'è un altro aspetto importante, a me sembra. Da una parte abbiamo un atteggiamento di tipo reattivo, cioè le persone vengono, portano un loro problema e io me ne prendo cura in qualche modo, ed è psicologo di base. Dall'altra parte un atteggiamento proattivo, che è quello: prevengo le cose prima che succedano, metto in atto, faccio delle cose affinché le persone non abbiano bisogno di andare dal medico di base, ed è l'atteggiamento proattivo di tipo più preventivo. Ecco, e dal punto di vista della prevenzione a me sembra che questo sia forse un modello di lavoro, che è un modello che ormai ha quasi 20 anni, un modo di pensare alla prevenzione che è stato messo a punto negli Stati Uniti da un po' di anni, che si sta diffondendo un po' tra gli operatori di chi lavora in questo settore, che in qualche modo mette, e non è molto lontano dal continuum che ha presentato il Presidente dell'Ordine stamattina, che però mette, come dire, come tutti gli interventi di salute mentale siano in qualche modo complementari, però distingue tra interventi di tipo terapeutico, psicoterapeutico, eccetera, da interventi di tipo preventivo. E qui abbiamo la classificazione dell'Istituto per quanto riguarda gli interventi di tipo preventivo. A me sembra che mettiamo a fuoco qui la categoria degli interventi preventivi di tipo indicato, cioè applicabili a quelle persone che manifestano segni, sintomi prodromici tali da doverli considerare ad alto rischio per quanto riguarda lo sviluppo futuro di una qualche forma di psicopatologia. E quindi mi sembra che gli interventi che riguardano quello che abbiamo chiamato lo psicologo di base siano in qualche modo in questa fetta che qui ho cercato di evidenziare in azzurro, che è un po' una sorta di terra di nessuno, di terra di confine, meglio, tra chi lavora nel settore della prevenzione e chi invece poi mette in atto tutta una serie di azioni professionali che però rientrano nel settore delle terapie e del prendersi cura. Non sto qui a commentare oltre su questo tipo di modello, però mi sembra una cosa interessante anche per far capire che come dire, in letteratura ci sono già interventi documentati di efficacia su queste diverse categorie di tipo preventivo, e quindi secondo me anche quando ci poniamo problemi sulla professionalità e su modelli di lavoro che hanno a che fare con lo psicologo di base o comunque con questo ruolo, forse non si parte o non necessariamente si deve partire sempre da zero. Come non si deve partire sempre da zero anche per quanto riguarda lo psicologo del territorio. Qui non so se si vede, ma riporto un vecchio del 2010 rapporto di ricerca che
ci commissionò l'Ordine degli Psicologi del Veneto, allora diretto dal collega Nicolussi, in cui avevamo sviluppato una serie di cose che riguardavano proprio competenze dello psicologo nella comunità locale. C'era una serie di interviste fatte ad amministratori locali, a professionisti, a persone che lavoravano nel territorio su quello che avrebbe potuto fare uno psicologo nel territorio, e ci sembra che forse anche questo sia una cosa che ci fa pensare che non sempre si parte da zero. Un'ultima cosa, un evento che ci sarà domani pomeriggio a Padova all'università, forse qualcuno di voi saprà che tra i tanti corsi di laurea attivi all'Università di Padova c'è un corso di laurea magistrale che si chiama Psicologia di Comunità, e all'interno di questo corso di laurea magistrale appunto c'è un incontro con una serie di colleghi italiani e professionisti appunto che lavorano nel territorio, un po' per capire quali sviluppi ha questa figura professionale, un po' perché a livello europeo si sta discutendo una serie di competenze core che hanno a che fare con questa figura professionale, che in qualche modo si cerca di formare in modo abbastanza analogo o vicino in diversi atenei europei, e forse anche questo può essere una riflessione che può aiutare anche rispetto alle figure di cui stiamo parlando. Allora a me sembra anche che forse un ultimo sforzo che potremmo fare, che potrebbe aiutarci a far crescere la figura dello psicologo di base, è quella di trovare una sorta di modello che non vuol dire aderire a uno dei modelli che abbiamo in mente quando pensiamo a modelli teorici della psicoterapia, ma una sorta di modello che ci chiarisca bene perché e che dia una coerenza alle azioni che vengono fatte, cioè perché le azioni che mettiamo in atto ci aspettiamo producano qualche tipo di risultato. E vado invece a parlare rapidamente dello strumento valutativo che abbiamo proposto e che abbiamo introdotto in questa sperimentazione. È uno strumento che è stato adattato in Italia dall'Istituto Mario Negri, che ha utilizzato molto all'interno di trial della verifica dell'efficacia di trial farmacologici. Anche all'interno della verifica dell'efficacia di questo tipo di lavori, all'interno dell'Istituto avevano ritenuto importante, questa è una frase che ho tratto dal loro report, utilizzare misure basate sulla soggettività del paziente, e ci sembrava, come dire, un indicatore comunque di salute importante. Questo è lo strumento, e quindi è una valutazione che il paziente, l'utente fa della propria salute, e del proprio benessere, quindi quello che viene chiamata qualità della vita, però associata alla salute che uno percepisce. Ed ecco qua le dimensioni di cui si compone, che è il motivo, uno dei criteri che ci ha aiutato nella scelta. Intanto un numero relativamente limitato di item, 22 item per misurare tutte queste cose, però vedete ansia e depressione sono due dimensioni che vengono valutate, anche se naturalmente è la percezione di sintomi di tipo ansioso e di tipo depressivo, ma poi anche alcune caratteristiche positive, quindi la percezione della propria vitalità, del proprio benessere, dell'autocontrollo, e quindi uno strumento che non misurasse soltanto caratteristiche negative, ma che recuperasse anche questa visione positiva. Poi questi sono gli item che sono inseriti. Come abbiamo pensato di introdurlo all'interno della sperimentazione? Come vi ho anticipato, come vi ho spiegato un po' all'inizio dell'intervento, abbiamo fatto questa proposta a sperimentazione a modello già attivo. La nostra proposta sulla raccolta di dati è che questo breve questionario sia compilato dal paziente una volta che il medico ha deciso per segnalare l'utente e suggerirgli quindi di utilizzare
il servizio del medico di base, quindi il paziente compila una prima volta questo questionario, una seconda compilazione dovrebbe essere fatta alla fine del ciclo di incontri avuti con il servizio, con lo psicologo di base, e poi una terza compilazione ad un mese dalla fine dell'ultimo incontro, una sorta di follow-up a distanza, naturalmente a distanza abbastanza ridotta in questo caso, però visti i tempi che abbiamo della sperimentazione ci sembrava il compromesso più accettabile per cercare di capire se anche dal punto di vista della percezione individuale il paziente ne trae un qualche giovamento e se questo giovamento si stabilizza un po' nel tempo. Questi sono altri criteri che ci hanno guidato sulla scelta di questo strumento, standardizzato sulla popolazione italiana su un campione casuale stratificato, su oltre 1000 soggetti di tipo adulto, caratteristiche psicometriche delle diverse scale più che accettabili e a disposizione, come dire, una interpretazione dei punteggi abbastanza agevoli, perché vengono presentate delle norme rispetto alla popolazione sia come dire, per genere sia per età, e vengono presentati dei dati relativi ai diversi percentili, per cui il punteggio che si ottiene dal singolo soggetto diventa anche come dire, interpretabile in modo abbastanza agevole anche dal professionista che lo utilizza. Inoltre è possibile ottenere un punteggio totale mettendo insieme i punteggi delle diverse sottoscale. Questo che vi ho portato qua era un modo per capire il range di punteggio, va da 0 a 110, da 8 in realtà a 110, e quello che vedete, come dire, è il modo in cui vengono interpretati i punteggi totali, da 98 circa a 110 è una situazione di particolare benessere, mentre come dire, la fascia che comunque sostanzialmente di salute o di non di stress, come viene indicata qui, è tra l'84 e punteggi superiori all'84, mentre altre cose, vedete, altri cut-off che sono stati legati alla ricerca italiana, ma abbiamo visto che corrispondono anche ad indagini degli Stati Uniti, non danno risultati particolarmente diversi. Vado rapidamente alla conclusione. Questi sono i principali motivi per cui abbiamo deciso quindi di utilizzare questo strumento. Consente di avere indicazioni sia, come dire, di stati emotivi negativi che di stati emotivi positivi. Non si interessa in particolare di questioni che hanno a che fare con sintomi fisici, non discrimina soltanto da casi psichiatrici. C'è molta letteratura che documenta delle buone correlazioni tra questo tipo di strumenti e altri strumenti più specifici che riguardano diagnosi psicologiche e cose di questo tipo. È relativamente breve perché si compone di 22 item, ma ha un pattern di risposta anche che in realtà è un po', non è, come dire, di tipo automatico, non utilizza sempre la stessa scala. A volte le richieste sono poste in termini di frequenza, a volte in termini di intensità, e questo consente quindi dovrebbe aiutare a tenere alta la concentrazione e quindi di avere delle qualità di risposte degli utenti abbastanza buone. Abbiamo per adesso un numero ridotto di pazienti che ha compilato tutta la serie di questionari, siamo intorno a 7-8 pazienti, però ripeto, siamo entrati come dire, in corsa rispetto alla sperimentazione, però speriamo nei prossimi mesi, se andiamo avanti così, di cominciare ad avere un gruppetto su cui poter fare qualche analisi, mettere naturalmente i dati rispetto a quelli che ci provengono dalla compilazione dei medici e delle altre schede, in modo da poter
avere qualche dato in più che ci faccia capire effettivamente come sta andando un progetto che io ritengo molto importante e forse anche rivoluzionario per la psicologia in Italia. Grazie.